In un soleggiato pomeriggio primaverile, la 26esima giornata del campionato di promozione Girone A offre il match tra la Sestese, reduce dal pirotecnico 3-4 di Albenga, e l'Argentina Arma, fresco di pareggio con il Legino. Pronti via, la partita si accende fin dai primi minuti e infatti a 2 giri di lancette dal calcio d'inizio Moretti crossa al centro per Andreoni, pronto a piazzare l'1-0 e la Sestese passa in vantaggio. Reazione degli ospiti con Capitan Miceli che infligge un tunnel a Balestrino, poi calcia da distanza siderale, il pallone termina tra i guantoni di Marotta. Al 22esimo in area argentina Balestrino serve Moretti che calcia di prima intenzione ma è decisiva la deviazione del difensore per evitare il gol. 10 minuti più tardi, quando ha la palla tra i piedi Scarfò, decide di inventarsi un numero per saltare due uomini per poi piazzare il pallone sul secondo palo con la freddezza e la maturità di un attaccante esperto, ma il dato sconcertante è che questo ragazzo ha soli 16 anni. Allo scadere della prima frazione Curaba ha nei piedi l'occasione per portare la sua squadra sul 3-0, ma è il palo che gli nega la marcatura. Anche il secondo tempo parte a 1000, un passaggio in difesa deviato dalla schiena di Andreoni consegna la palla al classe 77 Pietro Daddi, il quale scavalca Marotta con un docile pallonetto e riapre la partita dopo soli 3 minuti dalla ripresa. Col medesimo gap di minuti i padroni di casa vanno vicini alla rete con un gol olimpico. Il pallone colpito dalla lunetta del calcio d'angolo va diretto in porta e Ventrice, grazie anche all'aiuto della traversa, riesce a sventare il pericolo. Un altro salvataggio miracoloso lo possiamo vedere al 52esimo, quando Moretti stava per fare il gol dell'anno ma appostato sulla linea di porta si trova il difensore ospite e il risultato non cambia. Cambierà al 58esimo con l'assist al bacio di Balestrino per il capocannoniere della squadra Moreno Curaba. Il 10 verde stellato deve solo scartare il cioccolatino del compagno per il suo 16esimo gol nel girone A di promozione. Dunque risultato sul 3-1 ci prova dal limite dell'area Piroli e la squadra di casa colpisce il secondo legno della partita. Il numero 11 della Sestese troverà il gol di testa su angolo di Bazzuro. Dilaga la formazione di Valmati che si porta sul 4-1 confermandosi il secondo miglior attacco del girone con 53 reti segnate. Argentina Arma moralmente colpita, così ne approfittano i verdestellati che stavano per trovare il quinto gol grazie alla conclusione del neoentrato Bazzuro deviata in angolo da Ventrice. Dopo un minuto di extra time l'arbitro del match Righetti manda le squadre negli spogliatoi. Sestese che stacca di 3 lunghezze il Ponte Lungo è partita fondamentale nella prossima giornata contro la Carcarese. Argentina Arma che rimane a 5 punti di distacco dalla cella.